Come possiamo applicare il concetto di resilienza ai nostri vigneti? Abbiamo in tanti casi purtroppo delle monoculture, quindi abbiamo solo vite per esempio, oppure addirittura abbiamo sempre la stessa varietà di vite per grandi comprensori, e questo è facile capire, rende il sistema più fragile, più soggetto agli stress di qualsiasi tipo e quindi più facile anche al collasso purtroppo. Possiamo però trovare dei metodi pratici per tutelarci e tutelare anche il sistema vigneto da stress improvvisi ed anche tante volte inaspettati. Come possiamo fare? Prima di tutto potremo utilizzare diverse varietà, perché ogni varietà ha capacità diverse di resistere ai diversi stress. Quindi se un anno, per esempio, c'è tantissimo caldo e uno stress idrico molto forte, alcune varietà sopravvivono meglio, altre invece fanno fatica a produrre. Ma se l'anno successivo invece il problema è contrario, quindi per esempio abbiamo troppa pioggia, troppa acqua, sono altre le varietà capaci di resistere e quindi di darci buona produzione. In questo caso noi, avendo le une e le altre, riusciamo a porre un freno ai danni sia della nostra azienda che anche del comprensorio. E un discorso simile può essere fatto anche per i diversi cloni della stessa varietà. Prendiamo per esempio glera o pino grigio. Ci sono cloni che hanno diverse caratteristiche. Per esempio nel caso del pino grigio abbiamo grappoli più spargoli, grappoli più compatti e sappiamo benissimo che il problema per esempio della botrite sul grappolo compatto è molto grave, quindi avendo diversi cloni nel nostro vigneto noi possiamo comunque tutelare le nostre produzioni e affrontare in modo migliore tutti gli stress che ci colpiscono. Se vi interessano questi temi, abbiamo come Crea un progetto che si chiama Resilio e che comprende anche delle dimostrazioni pratiche in campo per i viticoltori che troverete appunto all'indirizzo che leggete in sovraimpressione.